Bentornati su questi lidi, appassionati cercatori di verità. Avrete imparato ormai che l'abito non fa il monaco ed anche la più fulgida bellezza può nascondere un'oscurità d'animo tale da far impallidire Lucifero. Ed è proprio dietro uno strato di vanità e muscoli che si cela la terribile vera personalità di Gaston, l'antagonista del film La Bella e la Bestia. E prima di addentrarci nella narrazione, diteci chi volete analizzato come prossimo villain, Jafar o Shan Yu? Fatecelo sapere cliccando sull'apposito sondaggio che comparirà qui. Ed ora possiamo andare. Ci addentreremo ora nell'analisi psicologica di un personaggio che, per quanto vistoso e vanesio possa apparire negli atteggiamenti, viene spesso messo in ombra da altri villain, una sorte che è un po' accaduta a tutti quegli antagonisti disneyani privi di poteri magici. Tuttavia basta dare un'occhiata più approfondita per comprendere che il ruolo di Gaston nel 30° classico Disney è tutt'altro che scontato o banale, ed è anche, incredibile a dirsi, dotato di un certo spessore psicologico, 3 o 4 centimetri, ma tant'è. Un elemento molto affascinante nella sua parte di antagonista è lo sviluppo graduale della sua natura malvagia. Appena ci viene presentato, capiamo che il cattivo probabilmente sarà lui, ma il suo agire e il suo aspetto inducono a sottovalutarlo. Gaston è una specie di Frankenstein assemblato con pezzi di stereotipo maschilista, pigiati insieme in una figura esagerata, quasi caricaturale. La sua bellezza è così accentuata da risultare persino grottesca, in un certo qual senso una parodia, rivelandosi così una perfetta controparte con la bestia, i cui tratti sono invece mostruosi fino all'estremo. I suoi animatori hanno versato nella sua figura un macismo molto spiccato, dotandolo di un corpo enorme, muscoli erculei e un mare di peli sul petto che non ci tenevamo minimamente a conoscere. Tienti quella camicia chiusa, per favore. Inoltre, a sottolineare la sua indole, ci pensano gli abiti rosso acceso, in netto contrasto con quelli celesti portati da Belle, e il suo archibugio sempre carico e pronto all'uso. Non per niente, la primissima azione compiuta da Gaston nel lungometraggio è quella di freddare un'anatra, nascosto nell'ombra di una tettoia, giusto a farci intendere le sue caratteristiche spietate e subdole. La natura, sfacciatamente generosa nel donargli forza e bellezza, è stata parecchio avara nel fornirgli la materia grigia. Gaston ci mostra una personalità frivola e superficiale, esprimendo una vanità e un narcisismo patologici, ben innaffiati di arroganza e megalomania, cosa evidenziata dai momenti in cui, pur parlando con qualcuno, viene distratto da qualunque superficie in grado di mostrargli la propria immagine. Non vedevo tant'amore in una stanza da quando Narciso ha scoperto se stesso. È chiaro che considera se stesso meglio di qualunque essere umano sulla Terra, una specie di Paris Hilton in versione maschile, che ingrassa il suo smisurato ego grazie alle adulazioni che riscuote dai paesani, dalle donzelle e dal suo tirapiedi, le tante, il quale, pur ricevendo dal compare l'affetto e la considerazione che Chef Ramsay riserverebbe nei confronti di un panino del McDonald's, lo segue come un'ombra, lo adula, lo serve, lo riverisce, e nel live action la sua adorazione viene persino tinta con colori ancor più ambigui e pruriginosi. Uno dei punti di forza di Gaston, come anche di Madame Medusa, è il suo essere rappresentante di negatività e difetti che facilmente possiamo ritrovare nell'uomo comune. Non aspira alla conquista del mondo o alla sua distruzione, chiodo fisso dei cattivi magici. Le sue ambizioni sono più limitate, ma allo stesso tempo più perverse. È ossessionato da Belle, non tanto perché nutra nei suoi confronti amore o anche una banale infatuazione,
è attratto da lei solo perché è la più bella ragazza del paese. E dato che il goffo apparato cerebrale di Gaston arriva a concepire unicamente il sillogismo bellezza uguale essere il migliore, capiamo come mai egli la desideri fino a quel punto. Belle, agli occhi di questo individuo, non è diversa dall'anatra freddata dal suo archibugio, nulla più che la sua prossima preda, un ennesimo trofeo da appendere al muro. Chiaramente, presuntuoso e arrogante com'è, non sembra accorgersi o non curarsi del fatto che Belle potrebbe riempire svariati elenchi del telefono con i motivi per i quali non vorrebbe vederlo neanche con un telescopio. Convinto che nessuna donna possa resistergli, non fa caso a quanto lui e Belle siano diametralmente opposti, differenza che allo spettatore giunge chiara, paragonando l'amore di Belle per i libri alla totale indifferenza che tali oggetti suscitano in Gaston. Man mano che la pellicola si approssima alla fine, ci si accorge di una mutazione nel comportamento di Gaston. Se prima appariva smargiasso, vanesio, ma in modo piuttosto goffo, quasi comico, capace persino di strappare sorrisi e assai abile a mascherare i lati tenebrosi del proprio carattere, tanto che tutti al villaggio lo adorano e lo ritengono un bravo ragazzo, tale atteggiamento maturerà in sentimenti sempre più oscuri e distruttivi, esacerbando l'ossessione nutrita nei confronti dell'unica donna che si è sottratta alle sue avance. Tanto per fare un esempio, arriverà al punto di accordarsi col sinistro direttore di un manicomio per far sì che egli rinchiuda Maurice, il padre di Belle, ben sapendo che la fanciulla, pur di salvarlo da quel destino terribile, avrebbe anche acconsentito a sposare un primate come Gaston. Poco a poco la gelosia e la cattiveria erodono ogni patina di umorismo, trasformandolo in uno spietato assassino che, sfruttando la paura dei popolani e l'ascendente che sa esercitare su di loro, organizza persino una truppa che muove battaglia contro il castello della bestia. Come risultato, da un lato si ottiene lo scontro più folle e comico della storia dell'animazione, mentre dall'altro vediamo Gaston, spogliato dei suoi panni ironici, che si atteggia a freddo cacciatore. Il suo intento è quello di uccidere la bestia, una creatura che lui, persuaso che la bellezza sia sinonimo di perfezione e infuriato per avere un rivale in amore, non può certo tollerare. Sotto certi aspetti, Gaston e la bestia hanno subito entrambi lo stesso percorso durante la vicenda, ma in due opposte direzioni. La bestia ha abbandonato via via le abitudini rozze, brutali e animalesche, in un tragitto interiore che si è concluso col ritorno a essere umano. Gaston, al contrario, ha subito un'involuzione sempre maggiore, trasformandosi da uomo a bestia, almeno a livello interiore. Proprio durante le battute finali emerge un ulteriore tassello che compone l'animo di Gaston, quello più nascosto e anche più vero, la codardia. Messo alle strette di fronte a un avversario più forte, l'uomo getta alle ortiche tutta la sua boria e la sua superbia, supplicando e piagnucolando senza ritegno, per poi vigliaccamente approfittare della clemenza del rivale per colpirlo alle spalle. Ma questa sarà la sua ultima bravata, perché verrà immantinente scaraventato giù da un altissimo abisso nero. Come accade a una sconcertante percentuale dei villain Disney, si vede che questa faccenda del gettare i malvagi da una rupe garbava assai al signor Walter. Quanti Gaston quotidianamente incontriamo nella vita di ogni giorno? Tanti, troppi. Ce ne sono a bizzeffe. Escono dalle pareti. Non se ne può scappare. Instagram è il loro regno indiscusso, dove la loro vanità vuota viene riversata sotto forma di centinaia, migliaia di scatti al giorno. Se La Bella e la Bestia fosse ambientato ai giorni nostri, probabilmente il ruolo di Gaston l'avrebbe avuto uno di quei tamarri pompati con il compressore, immancabilmente accessoriati di pitbull e camicia priva dei primi 7 bottoni, in modo che tutti noi si possa avere incubi, ammirando valli di pelo e crocifissi a grandezza naturale. Un'eccessiva importanza data all'esteriorità denota una deprimente vuotezza interiore. Per sfortuna, la nostra epoca è forse quella che maggiormente si adatta alla proliferazione di gente come Gaston, persone che vivono di apparenze e di lodi, costantemente alla ricerca di seguaci che gonfino il loro ego alla perenne caccia di prede con le quali decorarsi la stanza. Tutto ciò, seppur patetico, non sarebbe di per sé problematico, non fosse che certi atteggiamenti frivoli e superficiali non sono che la bella scorza sotto la quale si agitano caratteri molto più sinistri e inquietanti, che spesso, se manifestati, trasformano queste persone in vere bestie.